Ben ritrovati ad AgriNews, il TG dell'agricoltura, firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizzo e ARPAV. Parliamo del bando per l'emergenza Covid del PSR Veneto. Sono state finanziate infatti 395 domande per oltre 626.000 euro. Nell'ambito del PSR Veneto, infatti, nei mesi scorsi era stata approvata una misura a sostegno delle imprese agricole più colpite dall'emergenza Covid-19. Oggi si possono già tirare le prime somme, sono state finanziate tutte le 395 domande poste in graduatoria per un importo complessivo di oltre 626.000 euro. In particolare sono state finanziate 24 domande di aziende con attività del turismo rurale, 234 domande di aziende con produzione di ortive generiche e 137 domande di aziende per la coltivazione del radicchio. Stati generali della pesca, siamo entrati nel vivo, facciamo il punto della situazione con l'assessore Cristiano Corazzari, assessore alla pesca della Regione del Veneto, e con il direttore generale di Veneto Agricoltura, Nicola Dell'Acqua. L'occasione per fare il punto della situazione, un appuntamento anche molto tecnico che andrà a esporre il libro bianco della pesca, la carta ittica regionale, l'opportunità per un serio confronto sulle tematiche della pesca in un momento di situazioni di difficoltà legate al post pandemia e anche all'attuale situazione di emergenza legata all'aumento delle materie prime e al caro gasolio, però anche l'opportunità per costruire quelle che saranno le strategie future della Regione del Veneto, sia in un'ottica regionale nell'utilizzo di quelle che saranno le risorse del FEAMP e anche in un'ottica di distretto dell'Alto Adriatico, perché le esigenze e le peculiarità del nostro mare vanno riconosciute e occorre fare delle politiche che siano di area vasta. Il nostro obiettivo è dare uno sguardo verso la pesca del futuro, porre quelli che siano gli obiettivi, le strategie del futuro in un'ottica sicuramente di sostenibilità non solo ambientale ma soprattutto una sostenibilità economica e occupazionale, ben consapevoli del valore e dell'importanza che ha questo comparto e del fatto che i nostri pescatori devono poter guardare con fiducia al futuro. Innanzitutto sostenibilità economica e poi ambientale, e le due cose condivise. Non si può più parlare solo di uno o dell'altro, bisogna guardarli entrambi. Queste giornate ci devono dire se queste programmazioni regionali coincidono con anche quello che gli operatori devono fare sul territorio. Sostenibilità vuol dire sostenere anche il lavoro. Ed ora parliamo dei numeri del comparto dei cereali e delle colture industriali nel 2021 che troviamo nel nuovo report di Veneto Agricoltura appena pubblicato. Annata in chiaroscuro infatti per il comparto cerealicolo veneto nel 2021, come risulta dal nuovo report di Veneto Agricoltura disponibile sul sito internet www.venetoagricoltura.org. Per il mais da granella la resa è scesa a 10 tonnellate per ettaro, meno 11%, e le superfici coltivate a 147.700 ettari, meno 4%, determinando una produzione complessiva di circa 1,5 milioni di tonnellate, meno 14,6%. In aumento invece gli investimenti a frumento tenero, più 12%, e duro, più 42%. Il miglioramento delle rese di produzione ha permesso di conseguire una produzione quasi record per entrambi, 680.000 tonnellate di frumento tenero, più 24%, e oltre 90.000 tonnellate di grano duro, più 55%. Per le colture industriali la soia ha segnato una resa in forte riduzione, meno 18,3%, ma considerato il lieve incremento degli investimenti, la produzione si stima possa scendere a circa 420.000 tonnellate, meno 15,6%. Spazio ora al nostro agrometeo a cura di ARPAV, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Nei primi giorni di luglio si sono verificate diverse piogge, per lo più con caratteristiche di rovescio temporale. Tali eventi hanno avuto una distribuzione sul territorio a macchia di leopardo e in taluni casi sono stati accompagnati da forti raffiche di vento e da grandinate. Gli apporti idrici sono stati consistenti solo localmente, quindi non sufficienti a risolvere il deficit idrico fino ad ora accumulato. Per il fine settimana il tempo sarà generalmente bello e stabile, le temperature dapprima in leggera diminuzione resteranno in seguito stazionarie e il caldo sarà meno afoso di quello percepito nella prima parte di questa estate. Come sempre passiamo dalla terra alla tavola con i consigli del nostro chef Alessandro Mazzone.
C'è una discussione da anni sulla paternità del tiramisù tra Veneto e Friuli, ma noi da buoni trevigiani e da buoni veneti non possiamo che dire che il tiramisù è nato a Treviso e in particolare alle beccherie. Inseriremo in questo contenitore i savoiardi che andremo a bagnare con un caffè straordinario che è Cave Caffè, siamo sempre in Veneto. Andiamo ora con la sacca poche a riempire il nostro contenitore, andiamo a terminare con una spolverata di cacao. Grazie a tutti per l'attenzione, AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.